minacciata con una siringa da un tossicodipendente. È accaduto a Mestre in via Piave. L'ira del datore di lavoro. Mi rivolgerò alla sicurezza privata nigeriana, dice ai nostri microfoni. È stata arrestata in mattinata con l'accusa di tentato omicidio la mamma di 35 anni che con un coltello da cucina ha evirato l'ex. Ha tentato di violentarmi, si difende lei. Il fatto a Marghera. Pugnalato al collo nell'agguato da un connazionale, successo in via Dante, angolo con via Gorizia, a Mestre. Si è trattato di un regolamento di conti per motivi legati alla droga. Omicidio di Mestre, resta ancora avvolta nel giallo la morte di Lorenzo Nardelli, 32 anni di Salzano, ucciso a mani nude dai cugini Rusu, e mistero sulle chiavi dell'auto scomparse. Le immagini e la paura del barchino che sabato notte si è ribaltato a Venezia con i suoi 7 giovani occupanti, tutti veneziani, dovevano essere al massimo in 5, denuncia il consigliere di municipalità Marin. L'allarme pickpocket a Venezia, ora in campo scende una task force, 17 borseggiatrici acciuffate in un fine settimana a gestire borseggiatori e mendicanti, scoperto che c'è un racket. C'è grande attesa a Jesolo per i fuochi di Ferragosto previsti per domani a partire dalle 23, 30 minuti ininterrotti di spettacolo pirotecnico, attesi oltre 50.000 tra turisti e residenti. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dalla cronaca e dall'ennesimo episodio che si è verificato in via Piave a Mestre, dove una giovane barista è stata aggredita mentre tornava a casa. L'individuo sarebbe un tossicodipendente, l'ha seguita quando è uscita dal posto di lavoro e una volta raggiunta l'ha palpeggiata e a quanto pare minacciata con una siringa. È uscita, appena uscita da qua, non avrà fatto neanche una ventina di metri, andando verso casa, che non abita lontano da qua, è stata aggredita. Questo ragazzo si è soffiato il naso, si è pulito addosso a lei e ha cominciato a palpeggiarla. Seguita e palpeggiata da un tossicodipendente mentre stava rientrando a casa. Come non bastasse, alla sua reazione di difesa è stata minacciata con l'ago di una siringa. Attimi di terrore a Mestre in via Piave in pieno giorno, accaduti ad una giovane donna che lavora come barista in un locale poco lontano. Andiamo fuori tutti e questo ragazzo era ancora là che l'aspettava con una siringa e minacciava tutti. I carabinieri in un paio di minuti sono giunti sul posto con 2 pattuglie. Nel frattempo questo ragazzo ha cominciato a bucarsi davanti a tutti in pieno giorno. Inutili tutti i richiami e i rimproveri da parte delle forze dell'ordine. No, io ho bisogno, mi devo fare. Infatti che hanno aspettato che si facesse e dopo l'hanno caricato in macchina e l'hanno portato via. La dipendente ha sporto denuncia per tentata violenza e minacce, denuncia che comunque non è bastata per trattenere il tossicodipendente. E fa di caso che lui dopo un paio d'ore era di nuovo fuori e di nuovo che gesticolava con le mani come sfidarci. E le minacce sono continuate? Ogni giorno continuano, deve fare qualche dispetto, sputare sui vetri o mettere delle carte davanti alla porta. L'esasperazione di questo commerciante è giunta oltre il limite. Non hanno la forza di poterli arrestare, non sanno neanche loro cosa fare. Lo portiamo in caserma, tanto sanno che viene rilasciato, tanto sanno che è inutile, tanto sanno che ormai è schedato. E infatti è così, loro lo portano dentro, ma dopo viene fuori, ma non per colpa di loro, loro hanno fatto il loro lavoro. È il dopo che non va. La situazione è divenuta invivibile anche per le sue dipendenti. In futuro il commerciante ha pensato di avvalersi di una sorveglianza privata. Ricorrerò alla solita Nigerian Security Suite, la NSS. Io non ce l'ho contro il prefetto, non ce l'ho contro il questore, non ce l'ho contro le forze dell'ordine che ci sono sempre e sempre disponibili. Io ce l'ho con la politica in generale. La politica nostra italiana che fa, se posso dirlo, schifo. Questo dunque è lo sfogo di questo esercente per l'ennesimo episodio, l'ennesima aggressione in via Piave. Ora andiamo invece a Marghera, dove è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la 35enne che ha evirato l'ex marito sabato sera. Arrestata per tentato omicidio la mamma 35enne di origine africana che ha evirato con un coltello da cucina l'ex marito, suo connazionale 40enne, per difendersi, dice lei, dalla tentata violenza, sebbene al momento non risulta che la stessa abbia sporto alcuna formale denuncia nei confronti dell'ex, né per la presunta violenza né per l'aggressione.
I riscontri eseguiti dagli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia, che hanno indotto il PM di turno a disporre la misura cautelare dell'arresto. Il fatto sabato scorso, intorno alle 21:30, in via dei Pioppi a Marghera, è scaturito nel corso di una violenta lite dopo che i due si erano incontrati nell'appartamento di lei per decidere sull'affido della bimba. La 35enne ora si trova nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Tuttora al vaglio della polizia la ricostruzione dell'episodio, dei contorni non limpidi. Si dovrà attendere il decorso post-operatorio del quarantenne, immediatamente soccorso con una grave lesione e operato d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove si trova anche oggi in prognosi riservata. Anche la 35enne nella colluttazione è rimasta leggermente ferita. Medicata la sera stessa del fatto, è stata visitata nuovamente in pronto soccorso domenica mattina, accompagnata dalla polizia. Parliamo ancora di fatti di cronaca che riguardano la zona a ridosso di via Piave. Un uomo è stato accoltellato al volto e al collo. Siamo in questo caso in via Dante, luogo di spaccio a pochi passi, lo abbiamo detto, dalla centralissima via Piave. Il ferito portato in ospedale non è in pericolo di vita, ma i residenti sono allarmati per i continui episodi di degrado. Dei nigeriani si sono accoltellati proprio in questa posizione, qui davanti al civico 106. Verso le 17 di sabato una passante ha dato l'allarme per un uomo a terra sul posto tre volanti della questura, l'ambulanza e l'automedica per un uomo di colore pugnalato al volto e al collo che ha rischiato di morire. Con ogni probabilità si tratta di un regolamento di conti per questioni di droga. Ha avuto le prime medicazioni sul posto e poi è stato portato all'Angelo. Droga, spaccio e risse. I residenti qui nelle case a ridosso di via Piave convivono in questa realtà difficile, impotenti e rassegnati al continuo degrado e la paura di incappare in incontri pericolosi. Questo è il parco Bainsizza. Qui naturalmente è proprio tutti i giorni, di tutte le ore, 10-15 drogati che usano la droga in questo luogo. E la siringa trovata a poca distanza dalle giostre per i bimbi testimonia che quello che si dice corrisponde al vero. E questo è il posto, il luogo dove normalmente qua si bucano 2, 3, 4 persone tutti i santi giorni. Auto scassinate, depredate da drogati in cerca di racimolare qualcosa da vendere per una dose. I residenti cercano di proteggere le loro abitazioni in ogni modo, anche con il filo spinato. E si fa fatica ad uscire di sera perché la gente effettivamente ha molta paura. Dove non bastasse il filo spinato, le corti private sono state chiuse da cancelli per assicurare che gli estranei non entrino. Certo, i cancelli, qui siamo in via Colmoschin e qui c'era un passaggio tra via Colmoschin e via Piave. Sì, per la protezione, perché qui c'era un via vai di drogati e qui era proprio il ritrovo. Essendo al coperto, qui si ritrovavano tutti i giorni drogati. E ora veniamo all'episodio di cronaca più grave di questi ultimi giorni, proprio a Mestre, l'omicidio di Lorenzo Nardelli. Ci sono ancora troppi lati oscuri che avvolgono la morte dell'uomo, a cominciare dalla scomparsa di fatto delle chiavi della sua automobile. Ancora troppi lati oscuri che avvolgono la morte di Lorenzo Nardelli, il 32enne di Salzano, ucciso a causa dei colpi subiti dai cugini Radu e Marin Rusu, che gli hanno letteralmente fracassato la testa nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Mestre, qui in questo ascensore al terzo piano, al civico 9 di via Rampa Cavalcavia. Arrivato dopo le 23 ha parcheggiato la sua auto grigia in uno stallo del cortile del condominio, ma dalla sua morte le chiavi della macchina sono irreperibili, chiavi di cui non si ha alcuna traccia. A dirlo anche l'avvocato Jacopo Trevisan, difensore dei cugini, unici indagati del delitto e accusati di omicidio volontario, che al momento del fermo si trovavano seminudi. Non si ha traccia delle chiavi della sua auto? Questo non l'ho appreso per scienza diretta. Allora, che sia arrivato con l'auto, sì, risulta dagli atti di indagine. Che non si trovano le chiavi, francamente non lo so. Però i miei clienti, uno era in mutande, l'altro era in calzoncini corti, quindi le chiavi non le avevano. Le chiavi francamente non lo so, ma mi sembra anche, potrebbe avvalorare l'ipotesi della presenza di altri soggetti, così come hanno detto i miei che hanno visto altri soggetti allontanarsi.
Ancora troppo presto per rilasciare dichiarazioni, così la controparte, l'avvocato Francesco Livieri, il legale dei genitori di Lorenzo Nardelli. E poi c'è l'altro elemento avvolto nel giallo, la porta d'ingresso dove non risulterebbe alcun segno di effrazione. Così dalle carte della Procura di Venezia, con il GIP Alberto Scaramuzza, con l'autopsia che riporta il quadro di un pestaggio bestiale e feroce. Nardelli, ormai ridotto a una maschera di sangue, ha ricevuto il colpo letale quando gli è stato sbattuto il capo contro lo stipite della porta dell'ascensore. Una violenza che i due killer giustificano per il tramite del loro legale così. Secondo la loro ricostruzione Nardelli arriva, loro lo vedono, Radu si alza in piedi e Nardelli atterra Radu con delle pedate, con dei calci. Quindi questo ha stimolato sin da subito una reazione nel mio cliente. Un sabato di festa che si è trasformato in una notte da incubo per 7 giovani veneziani a bordo di un barchino ribaltatosi al rialto per cause che sono tuttora al vaglio della polizia locale. Prima lo spavaldo invito alle due sconosciute turiste dell'imbarcadero di salire a bordo. Vieni in barca con noi, carichiamo tutte e due. Poi improvvisamente nulla, niente più musica né altro, una manovra errata e il barchino si rovescia fino a ribaltarsi con tutti presenti a bordo e ripreso in diretta Facebook dagli stessi interessati sabato notte a Rialto, Venezia. Ecco un estratto del ribaltamento. Feriti con contusione di chimosi di varia natura e fortunatamente non in modo grave i 7 giovani veneziani che erano a bordo del barchino che improvvisamente si è rovesciato. Le urla, il panico, lo shock di quei drammatici momenti mentre dal barchino letteralmente a picco ne emerge soltanto la prua. Quindi l'arrivo e il salvataggio ad opera dei pompieri. Il fatto sotto gli occhi esterrefatti di turisti in gondole a cena nei ristoranti fronte laguna. In quel barchino potevano stare al massimo 5 persone e non 7, denuncia oggi il consigliere veneziano di municipalità Marino Marin. Ed è bastata una leggera virata che la barca si è capovolta. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze né per la barca e neanche per gli avventori. Ladri hanno rubato a casa del consigliere del Partito Democratico del Comune di Venezia, Paolo Ticozzi. La notizia è stata resa nota dallo stesso consigliere che l'ha pubblicata sui social. Secondo il politico non erano sbandati ma professionisti del furto che sono riusciti a rubare del contante e alcuni oggetti. Una vicina che ha udito il suono dell'allarme ha avvisato il consigliere che si trovava in vacanza, il quale ha inviato un familiare per verificare quanto era accaduto e del furto è stata fatta denuncia alle forze dell'ordine. Brutta avventura ma con un lieto fine invece per un gruppo di giovani di Treviso, tutti derubati a Jesolo mentre stavano facendo un bagno di notte. Il furto è accaduto nella notte appena trascorsa quando, approfittando del buio, i due ladri si sono impossessati dei loro zaini, di vestiti e scarpe. Non pensavano però che la vista dei ragazzi fosse così buona. I giovani, rendendosi conto che gli stavano portando via tutto quello che avevano lasciato sulla sabbia, hanno fatto scattare l'allarme e iniziato a inseguire i due malviventi. Le urla e la corsa hanno attirato anche l'attenzione di altri turisti in spiaggia che hanno dato subito l'allarme e fatto sopraggiungere la polizia. Sono stati proprio gli agenti del commissariato a bloccare i due giovani ancora con la refurtiva in mano. Per entrambi è scattato l'arresto. La refurtiva è stata riconsegnata ai ragazzi che avranno forse così capito di non lasciare incustoditi, come in questo caso, i loro averi.
E a proposito di furti, continuano invece i controlli antiborseggio a Venezia. I carabinieri nell'ultimo fine settimana hanno controllato 38 persone sospette. Tra queste 4 sono state denunciate in stato di libertà per furto con destrezza, 10 per inosservanza del foglio di via e ad altre 3 è stato notificato proprio il medesimo provvedimento, il foglio di via. Nella giornata di domenica 6 donne, tutte note alle forze dell'ordine, già destinatarie di un foglio di via dalla città di Venezia, sono state bloccate e portate nella caserma di San Zaccaria. Per tutte è scattata la denuncia per inosservanza del provvedimento e dunque continua, lo vediamo, il pugno di ferro nei confronti del borseggio in città, a discapito naturalmente di visitatori, turisti e perché no anche residenti. Ora noi ci fermiamo per un rapido break, ma ritorniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora parliamo di benzina, carburante ancora in aumento in autostrada. Ora il self costa più di 2 euro, ma secondo i dati del Ministero il Veneto è la regione in cui la verde è in realtà la meno cara d'Italia. Abbiamo sentito il parere di alcuni automobilisti. Che non è giusto. Non è giusto. Non la faccio mai, assolutamente, ci mancherebbe altro. È una follia far benzina in autostrada. Già qui cerco di andare nelle pompe bianche, però non lo so. Continua la stangata sul prezzo della benzina. Dal monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy arrivano però anche buone notizie. Il Veneto risulta essere la regione in cui la benzina ha il prezzo più basso, a 1,921 euro al litro, rispetto alle più care Puglia e provincia di Bolzano, dove si sfiora 1,970 euro al litro. Ma alcuni automobilisti di ritorno dalle vacanze sono scettici. Siamo stati fuori regione e questa differenza non l'abbiamo notata. E nonostante il Veneto sia la regione in cui la benzina al prezzo più basso, rimane alle stelle. Secondo i dati del Ministero, per il self in autostrada il prezzo medio è di 2,015 euro al litro, malcontento quello degli automobilisti alle stazioni di servizio. Che il governo è un ladro di ci vuole proprio saperlo, che ci sta mettendo proprio in difficoltà tutti quanti. Quindi è una bella convenienza questa, vero? Per chi soprattutto? Benzina non in grande aumento rispetto a venerdì scorso, ma la tendenza resta sempre al rialzo. A poco sembra servito il provvedimento del Ministero sull'esposizione del prezzo medio. In genere butto l'occhio lì nella cosa che hanno detto che è diventata obbligatoria, però non lo so. Io so che è alta comunque. Cioè, nonostante dicano, ogni governo che viene dice che abbasserà il costo della benzina. Invece? A me non pare. Benzina che non ferma il turismo malgrado i rincari. Allora a Jesolo in 150.000 tra turisti e residenti in attesa dello spettacolo dei fuochi d'artificio di Ferragosto. A Jesole conta la rovescia per lo spettacolo dei previsti fuochi d'artificio. Come d'abitudine l'attesa finirà domani, Ferragosto, alle 23, quando il cielo della città e del litorale verrà illuminato dallo spettacolo pirotecnico, il cui fulcro sarà lungo l'arenile antistante Piazza Brescia, per la gioia di numerosissimi turisti e residenti. Avremo 150.000 persone affacciate la sera di Ferragosto sulla spiaggia a vedere questo che ormai è diventato un rituale dell'estate, un pochino lo spartiacque fra la prima parte e la seconda parte dell'estate. Serata di divertimento ma anche di controlli e presidio del territorio come prevenzione contro eventuali eventi criminosi, ma anche a garanzia di sicurezza e incolumità, con la sosta vietata a tutti i veicoli dalle 20 alle 24, sempre di Ferragosto, nel tratto compreso tra il quarto accesso al mare di Via dei Pioppi e Piazzetta Casabianca, eccetto per i mezzi di emergenza, di polizia e gli autorizzati, cioè frontisti, residenti e domiciliati, così come disposto da ordinanza comunale. Ovviamente il massimo dell'impegno viene espresso dai nostri operatori che appunto danno il meglio di sé in questo momento. Noi come amministrazione siamo impegnati ovviamente a garantire che la città funzioni.
Domani le feste di Ferragosto certamente, ma anche la solennità religiosa dell'Assunzione in Cielo della Beata Vergine Maria. E allora domani, proprio in occasione di questa solennità, Antenna 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa dal Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Presiederà la celebrazione Sua Eccellenza Monsignor Giacinto Boulos Marcuzzo, Vescovo Ausiliare Emerito del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Appuntamento, lo avete sentito, domani mattina a partire dalle 10 in diretta su Antenna 3 dal Santuario di Motta di Livenza per la Messa dell'Assunta. È tutto per questa edizione, a me non rimane che ringraziarvi per averci seguito, salutarvi, augurarvi un buon Ferragosto e lasciarvi alle previsioni del tempo. A tutti una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 15 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di qualche nube più consistente nelle zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Probabili precipitazioni a carattere locale sui rilievi attese in serata. Temperature senza particolari variazioni. Minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 29 e i 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno con venti di brezza sulla costa. Sui monti cielo poco nuvoloso con possibilità di qualche rovescio temporale a carattere locale. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime sui 31-33 gradi. Sul Trentino Alto Adige il tempo sarà soleggiato al mattino con possibilità di formazioni di nubi basse nelle valli nelle ore più fredde. Nel pomeriggio la probabilità di rovesci e temporali sparsi sarà in aumento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sui 19 e 20 gradi, massime comprese tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.